Mi chiamo Paolo Nicli e mi occupo di regia e pedagogia teatrale. Faccio parte dei Servi di Scena, una compagnia che lavora sul territorio regionale da oltre 20 anni e dal 2013 sono docente di maschera, commedia dell'arte e drammaturgia del corpo all'Accademia Nazionale di Amburgo. L'incontro con la commedia dell'arte risale al periodo della mia formazione alla Scuola Sperimentale dell'Attore di Pordenone, una realtà che è diventata ormai un punto di riferimento internazionale per lo studio e la ricerca del teatro di commedia. E attraverso quell'esperienza di tecnica, disciplina, di intenso lavoro in sala prove, che ho appreso non solo gli strumenti, ma anche quell'impulso per la fascinazione e la curiosità nei confronti del mondo della maschera. Ciò che è stato davvero d'impatto fin dal primo momento è il lavoro fisico sugli archetipi, è il rendersi conto che si parte da un corpo limitato, quasi artrofizzato nella gestualità e nelle azioni quotidiane, per scoprire nel percorso tecnico espressivo le molteplici possibilità di azione sotto maschera. Ci si accorge strada facendo che si innesca un meccanismo sottile di riscoperta dell'immaginario, individuale e collettivo. E in fondo sono cresciuto a cartoni animati e l'infatuazione verso la commedia dell'arte è stata immediata proprio perché mi riconduce a quel mondo fantastico di gioco, di imitazione, di impersonificazione, che da piccolo vivevo attraverso le storie di Daffy Duck, Bugs Bunny o Willy il Coyote e tutta quella serie di cartoni in cui le situazioni, i personaggi si esprimono in azioni ancor più che in parole. È un collegamento diretto con l'immaginario del bambino e rappresenta in sintesi l'archetipo non solo di una grammatica del corpo, ma anche di un linguaggio emotivo, espressivo, di pensiero. Insegnare all'estero mi dà modo di entrare in contatto con lingue e culture differenti. Ma di fronte a una massificazione di metodi, di insegnamenti nelle scuole di teatro, o per meglio dire, di un'imposizione di uno stilema di influenza televisiva, dove la recitazione è compattata, funzionale e concentrata principalmente sulla parola, l'approccio alle tecniche espressive del teatro con maschera rappresenta per gli allievi attori una liberazione. E, significa viaggiare più leggeri, lasciare per un attimo da parte l'approccio intellettuale, psicologico, che ha una rilevanza indiscutibile nel lavoro dell'attore, ma che spesso rappresenta un limite. Significa stupirsi ed esaltarsi a volte nell'atto creativo, nell'esplorare variate possibilità di una grammatica extraquotidiana del corpo. Significa riappropriarsi di uno spazio di immaginazione che ha la capacità di nutrire il pensiero artistico. Ecco, non appena impariamo a cogliere questa ricchezza, percepiamo un cambiamento forte ed evidente e iniziamo a vedere il mondo con occhi più attenti, sagaci, impertinenti, curiosi, atavici e perfino diabolici.